Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della Regione Sarda, imprentas 2021-2022, le regionali 22-2018, articolo 22. Con questa puntata de Maestros de Hoy abbiamo a conoscere meglio un strumento musicale che si usa in Sardegna, è su Dumbarino dei Portigali. Medas conoscenti su Dumbarino de Bidu Maiore, su del Gavoi, e noi con il maestro Pietro Caggiari abbiamo a conoscere meglio su questo strumento musicale e più presto commenti si fabbrica, da quando si usa, da vocale occasione e tutto canto. E in questa puntata noi siamo andati in Portigali, in questo centro sociale che ha posto a disposizione con questa scuola e corso che teni Pietro Caggiari con uno scanto giovaneddus e scientisi de Portigali che ogni ti comprendi, commenti si fabbrica da Sudamburgo, poi i suoi tutto du zona per la festa di Santa Maria di Saucco e usa conoscere tutte queste cose belle. Dunque torrau grazie al suo sindaco Francesco Caggiari che ha donato la possibilità di entrare in questo luogo comunale, ma proprio presto a vidi di adesso su traballo, da quando si limpia sapete, fino a quando si suona su Dumbarino. E usa intende prima si scheda che si conta dai suoi strumenti musicali, si scheda del suo professore Marco Luzzo, che da Ligia Maria Barca, e poi andavo su un pari, si va a pregere in Portigali a conoscere su Dumbarino di questo luogo. I sa vita de Portigali, i su margine, cada anno de susetti a su de che sette de capitanni, sa che de sa esta po Santa Maria de Saucco. Sa prima die esos porticalesos lassan sardommoso poche l'ompera su Monte Santo Padre, i su santuario in uve a barrare po de che diese, tra novenas, accanto orballoso e esta. In prevessone si piccano due statuas, una pro manna chi si muti di Santa Maria e s'altra pro minore chi muti di Santa Mariedda. Santa Maria venne discortata de sos confrarias, de sos cadderisi con in testa soperaggio, de sos busilerisi e de sos tamburos. Su tampuro de Santa Maria de Saucco este s'unico su genere suo. Si usa da difattisi solo i sardeghi diese de esta, po bandire che scolande sa santa. Benidatto de artisanoso e oe, su custode de questa tradizione, este Predu Caggiari, chi ha imparao arte de su babbo Pantaleo. E siamo arrivati in Orticale, dunque entriamo in questo locale bello, questo è un locale comunale, a 11 proprio si scuola della costruzione, della fabbrica, del Dumbarino di Orticale. E dunque grazie a Pietro Caggiari, che è il suo maestro, che sa raccontare tutte queste cose belle che ci punti a intro e a palas di questo Dumbarino, a onde si usa, da poi si usa, da quando si usa, ma proprio presto commenti da fabbricare uno Dumbarino di Eici. Da onde parteo? Da intanti dei commenti si compone di questo strumento? Tanto, femminante, mi sono domandato da che è fatto su Dumbarino di Ida. Su Dumbarino è fatto da una cassia di linna, generalmente è faggio. Ah, faggio. E poi da due spedde, da questa parte chi ti ante per suonare. A un dia che vi casi questa linna? Onde si canta? Questa linna purtroppo in noi non ci indesti. Non c'è andata. No. Questa linna che usiamo noi in pratica sono cascinas, si narrano, che servono per salire su caso romano. Ah, bene. Tanto è vero che sono tutte cose che ho recuperato, che tutto la gente che prima pure ha recuperato. E si fa che da questa cascina e noi si salia su caso romano. Tanto è vero, Bolfionante, che usata al gai subito dopo non andano bene, poi te non andano bene, che dopo tanti anni di salitura sono impregnate di sale. E non sono a prus? No, è che non sono, ruinza tutto. Ah, comprendo. Su sale, guasta tutto, quindi su compito mio è finita della sponnere a morde in abbadulche, sa scascina e quelli che si devono che sale.
Beh, una cosa che mi viene a conca. Tu hai due cose da importo, una è Salinna e l'altra è Saveddi. Sì. Noi sono disobbedienti una mo de vedi, ma tu intendi su un'altra a mo di endi, come in testa? Sì, stanno. Sul discorso di questo, Deo quando mi danno sa spedde, appena è scorzata, il desanimale, generalmente sono o crava o erbeghe. Sa crava è una vede meta più forte, meta più scorriata, si narragai. E quindi Deo la steppo a ponere, la steppo cominciare a curare in sul senso che la steppo ponere con sa chisina, prima si punia su terra addirittura, ammontata al terra e con sa chisina, poi controllata sa ogni intanto a bere si che sia su vilo, si stacca su vilo. Una volta che si stacca su vilo si indeoga e si chioga su vilo e diventa una vede goi, però questa è già essiccata, quindi ecco, tendi su un'altra. Questa è già essiccata, ma è essiccata dopo che ha spilito, dopo che si spilo, la si stendo in modo che si cassuttene. Questa che si è il tu, Ottavio. Come tendi tu poc'anzi subito? No, non con salmano, scherzi abbastanza facilmente. Quando stai in mutta sua, si agatta sul periodo giusto, anda benissimo. Giustamente dipende da, ma dal porto abbiamo bindi che dia, ma dal porto abbiamo di che dia, sai spilire. Però dipende dalla temperatura che il fa esternamente. Quindi si fa che sole, qui sta in più. Si fa che fritto, stenta in più. E quando però arriva sul momento di utilizzare, sapete, che era tornato a rigenerare, in termini rigenerare che la custa verde, che è il goi, che la torna a ponere a morire in sabacca e diventa goi. Mi intendi come te? Bene. Diventa goi, torna goi. Questo lo facciamo, poi si può tribagliare e può la tirare abbastanza bene in sacassia. E tu firmai commenti, ecco, i taccioli. Arriviamo su tisinare che mi stai domandando due. Ecco, in cui teniamo Salinna, dunque su fusto. Questa è in pratica fatta sa fascera, sa cascina, fatta coi, pronta, poi li vuole sapedde. Sapedde, deve la poco notta dai babbu, che a me mi hanno imparato su questo babbu, la poco notta facendo in due maniere. Una maniera questa che il goi, che in pratica è, sapete goi, con un ghircu, bene cosita, non lo va tu che se noi stentiamo troppo, bene cosita goi e teniamo questo risultato. Bene. Teniamo questo risultato. L'altra cosa che il babbo faceva, ma dal bortas, lei ha fusta il desalighe o deosastro, li spaccaiata e sapete veniata bloccata con questo schircoso, non lo gai, su schircoso. E poi punzata a is. Ecco, questo tu fate obbedire, ci tu quadra bene, questo su chirco che è il desalighe, questo. Desalighe o zastro? O zastro, però generalmente è il desalighe. Bene, con a posto però. Come? E questa è quasi questa fabbricazione, questa costruzione. Come ti si fa che su un barino. Questa devo la può fatta io, questo zero, e sta ancora a morde. Però, questo che ha fatto derisi, lo potete già intendere, che già è tirata, che quando sapete, si casciuttata, che spede grua, non è spede trattata, diventa così, che rigida e fa che sul rumore. E sapete, sa proprio da una parte e dall'altra? Sì, uguale. E si vuole suonare da una parte e dall'altra? Uguale. Caso che sta rotto con qualcosa, non sciuita e forse sta rotto con qualcosa, controlla. Sì, vabbè. Cosa può cosire forse? Sì, sono già sacos che io so può cosire. Dunque, firmiamo spago questa cosa, ci torniamo a ponni bene in conca su cose che sanno. In noi, questa è la prima fase della fabbricazione. Un sapete che tu indirizzi sul subilo, e tutto canto, poi andrà trattata, posta a moda e tutto canto. Posta come si dice, su fusto, come si dice? Sagassia. Bene. Però una cosa di importo che a me interessa è poi questa regione tenevo su noi tre picciochetti su Capunti Castienne e Castianta commenti si fabbrica questo strumento, questo tumbarino. Poi in noi in Orticale c'è una tradizione manna per usare questo tumbarino e questo picciochetto su Capunti Cristiano a centro, poi Francesco e Fausto. Giusto? Tutte e tre in settauso. Isso se tutto già masnau risonanza su
su tamburo. Però devi imparare bene a fabbricare, a costruire e tutto quanto. Dopo tu intendeo spuro come ti sono. Poi questa cosa di importo in noi in Orticali, che è che questo è un barino, che è basato fadesi, che lui Pietro e altro sono sciucanti. Non me la sa, Sodeo e frate mio solo che lo facciamo. E dunque è importante che certo, ciò su certo. questi commenti si realizzano in tamburo, poi fra 20 o 30 anni poi fai cos'altro. A me mi fa che piacere che io imparano a lo fare. Ed io sono contento di lo imparare pure. Certo. E poi è importante, questo donava chi si ascolta da Domo, sul canale 79 del Radio Televisione Sarda. Poi questo traballo, questo strumento musicale, si usa da non può suonare e può accompagnare il ballo su come succede in Gavoi, come succede in Bidu Maiori. Sì. Ma in noi, se su un barino, si usa per una cosa manna, per una cosa sacra, e può accompagnare questa professione di Santa Maria di Saucco. Conta si va come funziona. Tanto, sotto un barino è nascito con Santa Maria. Devo sempre una cosa, che forse su Tombarino, intanto su Tombarino di Santa Maria si suona quasi esclusivamente solo in su periodo di Santa Maria, in Santa Ine. La festa di Santa Maria è su 7 e su 7. Ma il bene da Urica sa te la cosa, però, che Bolnaro, chi su Tombarino si intendia da qualche guida prima di che cominciare la festa. Puitte, tanto su Tombarino servivano andare al femmina, può andare a fare a fare il suo pane a Soperaggio, che poi questa festa di Santa Maria è fatta da una persona solo, è gestita da una persona, di che diese, solo Soperaggio, obrieri, operaggio, insomma, noi andiamo a Soperaggio. E quindi su Tombarino si andavano, andare a questa femmina in 3 notti, può andare a domo de Soperaggio a fare il suo pane. Cali solo fadianta, ci vieta un ritmo particolare, come ti sonanta può andare a indicare le femmine? Ma no, su ritmo... Come intendi pago, come si intendiano solo andando nel battire, forse il film è una cosa scaramantica, una cosa... E poi si usa da finza quando ti pian caricare la scartuccia, che Santa Maria di Saucco non è fatta solo di un barino, è fatta finza dei fucilieri. Sono fucilieri. Io vi in questa registrazione, cioè mera registrazione, ce n'è una in Portumano che ha fatto settono musicologo Marco Luxu e che ha fatto un documentario proprio a prizzo di questa processione, che ci funti uno scanto di un barino. Tutto i fieri vestiti con portantinos, ma poi sargenti pure a vatto, casini. Sì. Chi tiene tirato questa este bianca, che è este commenti questa che usano sconfrati, ma non funti confrati. Non funti confrati, però non che est esistire dessa confraria de Santa Rue. De Santa Rue poi noi ce ne funti 3. 3 confrarie. E tali funti, una di Santa Rue. Una di Santa Rue, una di Rosario e una di Sasanimas, che è questa chiesa dedicata a Santo Brammeri. Dunque, etta succede, ci funti uno scanto di un barino, quanto funti su un barino caso? No, sto barino che accompagna questa portizione, in pratica, Ottavio, devo spiegare che va 2 portizioni. Una su Manzano Chitto che parte a 7 e che passa dentro il monte Goi e sono tutto a pè, camminano a pè. La seconda portizione, sa più manna, invece, è con so scaddo. Vi sono tutti i sportantini che hanno nato 2, che hanno fatto 2. Chi come in questo anno sono 1 metro, sono 60, 70, 80. Però su corteo è aperto dai battuto un barinaggio. Chi sono sono 4 punti. 3, 4, 15, dipende dai anni. Non teniamo solo un numero fisso. Ma fusileri sfunti proteggendo? No, allora. No. Sì, su fusileri, ok, posso parlare una cosa. Come sono cambiate queste cose? Prima sono scaddo che usai andando, fino abituato finché sul fusile. Quindi, so che fino a caldo giocano su fucili e sparaiano. Invece come su scaddo che teniamo scomodi, che sono un caldo dei sport, che sono un caldo rasso, sono scaddo prima, fini affaticato, servivano solo per tribagliare. Come si usa un po' di sport? Vero? E quelli sono forti al meta, che mandicano su mangime, mandicano questo, mandicano sattere. E quindi no, bisogna stare attento solo a guidare su caldo, a giocare su fucile bene e male.
Dunque, è questa professione. E dunque, questa è una cosa di adesso che vive di questa tradizione tutta di orticale. Dunque, e poi questo che noi siamo venuti su noi, in questa trasmissione del maestro, noi siamo andati a cercare proprio un maestro che tiene conoscenza di un'arte antica, perché tu e tutta, no? Questo Tumbarino nasce con Santa Maria di Sauco, dunque non si sciccando. Teniamo documento in Sagresia, un documento del registro di questa festa, che è scritto chiaramente chi tanto soldo, tanto si vede del soldo, può pagare le spese del Tumbarino, ti fai dotare su 1600 rotti. Compreso, esiste già in suo registro questa cosa. Bene, quindi, questa è una cosa. Quindi sicuramente questa tisinata, però ti fionando, quando vieni su corteo di questa portizione, su Tumbarino, io penso sempre a una tisinata. Poi la si intende più adanti, su ritmo che hanno suonato spicciocco, tenendo un ritmo su Tumbarino, tenete. E secondo me serviva portare su passo a chi gioca a Santa, che hanno di più a correre o che hanno di più a rallentare. Ah, bene. E dunque se tieni questo ruolo è tutto, questa è una cosa importante. E quando sapete che tu tieni moi segata bene, e sa propria che usai 10 prima 10 manna, no, e poi ti fate su una propria certo, tanto ce ne fa che da una pelle ne fa che sono Tumbarino. Ogni pelle uno Tumbarino? Sì, capite sono... Ma noi ci dicappinti due de peddi o una scettico? No, una sola, cioè no. Uno Tumbarino che era due spede, uno Tumbarino completo, che si usa solo la parte di schinale, la parte centrale di schiena, che è il meta più forte. Dunque, dunque siete sul serio, con una peddi a Renecesa fai due... Uno Tumbarino, con una peddi completa, uno Tumbarino. Una peddi completa, due Tumbarino. È una cosa che in noi c'è ancora a Vilo, ma poi si dibocca no, ma voi metti tu zona... Quando si cadono vago, si passa a Goi, oppure se non di pure si canta da sola. Beh, una cosa che Rema Bolli domandare, per tra gli est, in tanti su Tumbarino tu dal sonau e tutto canto con due bacchette. Ecco. Fammi bene questa bacchetta e nella mica commenti a realizzare, si calillina, si usa e tutto canto. Questa bacchetta si chiamiamo il fustese. Si chiamiamo il fustese, serve un po' a battere in sapede e poi fare sul rumore di Tumbarino. E tallinna è scusa? Sallinna quando si busca, poniamo sempre Melerano. Arenara, naraso. Non disco che linna del bui, sì. Melerano che è una linna abbastanza tenace, è meta elastica e meta forte. E poi a suo stesso tempo fate un bello rumore. Un bello suono. Un bello suono. Bene. Però, come si può fare? Cioè, come? Per esempio, andiamo su esempio del Tumbarino del Cavui. Io usano il tastro, per esempio. Certo. Compreso, noi quindi salina che generalmente accattiamo, però la tradizione è una raiata chi fini del Melerano segato in luna calante. Addirittura. Però questo non è una cosa di idda, è una cosa di tutto. Chi salina che serve per opera, si naragai, che era segata in luna calante. Ma non dicevo, questo anda bene. È un'altra cosa di importo, di interesse che dopo uscire. E questa cosa che voglio domandare, ci facevo bere pure ai tre picciochetti che appunto si chiedono questa occasione di conoscere come si realizza su Tumbarino di Orticale. E tu sapete da Cuseus a pizzo di questo arrogo di ferro e tutto quanto. Ecco, mi fai di fare bere picciochetti commenti che da Cusi e commenti da Bonis a pizzo di Sallinna e tutto. Sì, tanto. E c'è un ago e tutto. Questo è un ago robusta. E questo è questo è un filo incherato, che è un luogo impermeabile. Tanto se le accusto, si pone di sopra, si piega su tesinara e si incomincia. Fai bere bene. Come l'ho fatto io. E piccioccheddo su come si fa. Ecco, questa è una cosa importante. È una cosa importante, sì. Questa Dunque ed è una delle cose magari più noiose pure da fare. No, però manca su uno scatto punto su bonito. Sì, come per questo punto lo sponimmo. Deve capire, dunque, a zutta, no? Adesso ho bloccato il primo coso.
ha poi bloccato su primo no. E come andiamo in giro su Chirco, in giro su Chirco. È tostata da segare o no? È un po', sì. È un pago che è un pago robustetta questa pelle. Ma Picciochetto ci dà vanti o è troppo... No, ma per Picciochetto so che la va su. No, sa zuana. Mi dà il botto al Dio puro, mi dà fastidio che la staccare. Tanto tengo una cantica dell'inna e presso poi e la buco su proprio. Questa signora è Picciochetto, 12-13 anni, su dunque sa certo. Futi già Matucchetto, sai, non funti Picciochetto. Ma come ho visto che sono forte su. Futi già sposo, se è sposo. All'invitato Ottavio quando poi scoggiate. Castelli, bene, questa cosa è stato un bello passaggio. Che è un punto tirato. Questo marino si può fatto, sono tutto e hanno fatto bene, poi si biri questa costituta, no? Certo, si biasita la costituta, che era fatta bene, è tirata. È tirata. Poi, commenti una cosa, ma non manco si ne fa, più se ne fa che più si impara. Ecco. Più si impara. E dunque, sì, posato come si sa prima porta, forse è piuttosto da vai, però poi a pago, più fadesi realizzare tumbarinus e poi diventa facile come stanno in Pedro. E dunque, questa è questa tecnica? Questa tecnica e poi si pone una porta così, a pizzo su. Una volta così, poi togliere il gusto, che lo fatto ieri. Una volta così, basta fare che voi, che su Chirco, giustamente l'abbiamo fatta a misura su leggermente più mannito, ma non meda. Però questa è tutta esperienza che sa da acquisire mano a mano andante. Mano andante. Ecco, una cosa che mi voglio domandare, quando sicuramente è un nauca, gusto di un barino, in noi in Orticale si usa da Scetti, Possa, Festa di Santa Maria di Sauco. Tutto sanno, tu hai già un dono, una parte. Ma tu dubica dopo un anno, tu suona se suona, da no, tu devi tornare a ricordare. E stanno, ho saponato prima che sapete di scrua, non è strattata, quindi è meta sensibile a sa temperatura e all'umidità. Certo. Questo sotto un barino so che come si fa chinde, come te potete aspetta, ti dico uno, ci dobbiamo usare. O se no mi. Anzi no, c'è questo. Questo, no, però ne dico un altro. Lei uno di questo, lei. Questo mi pare che sia da Fausto. Da Fausto, sì. Da Fausto. Poi ti faccio un gusto, poi mi piace di che è tutto a recamao e c'è scritta cosa. Questa cosa l'ha fatta tu? L'ho fatta te. Cunita. Ma questa l'ho fatta con un pennarello fine, ma giusto un po' lui. Se no, vedete, sto barino bezzo fin custo. E questo è poi che l'ha fatto un regalo a Fausto e quindi me l'ha abbellito. Bene. Me l'ha abbellito. Bene, dunque, e ti succede, e questa pedi, che tocca da dare tocca da callentare, e ti succede? Tanto, sapete, bollapponato è sensibilissima all'umidità. E l'umidità che su più schiene risente, sapete l'umidità. Quando il meta umido, sapete si callenta. Tipo gusta. Non go in meta, però si callenta a meta. Tanto, prima è scritto fa chimmisi, specialmente se non scapita da insaportizione, eccetera. Fa chimmisi uno fuochichetto, con feno o con su che busca immisi. Lo venimmi su e subito si chiederà a sapere. E si casuttagliata. Può evitare questo tisinare, questo problema comunque. Basta di sconzare d'ora su tisinara e di dare una tiratella. Mi sono dimenticato a battire che l'ho fatto vincere questo triangolo, invece lo ricade voi sul centro, questo triangolo voi. Vai dubbi la telecamera, aspetta. Generalmente questo è un triangolo. Invece di lo fare che voi, devo li pongo cosa di tisinare in questo passantes, tipo su quintorzedo, che sono scritto lo sponso, e questo serve un po' regolare. Bene. Dunque è più facile. È più facile di gusto. Non tocca la manca di duscolai su nue. Sì, non basta delle tinte. Però non è che si lasca nemmeno da gusto. Questo si può dire lascare di in più. Questo ho fatto con voi. Certo. Ma questo l'ho fatto, scusa,
gordino, non si chillasse in me. Certo, certo. Non si chillasse in me. Bene. Dunque, io vi ho detto questa cosa. A trascosa denai a pizzo de su Dumbarino, aspetta che tu ponga a posto per gusto di Fausto, se non che si rennega subito, mi dà sposto umani, tu poneu su noi. Poi dopo ti domandare tu sonai e ci si intendi commenti si accompagna questa professione di Santa Maria de Saucco. A trascosa da pizza su Dumbarino, te potevo nai, Petro. Ma è scurta, ti puoi narrare. Prima si usava una drissa. Una drissa vedi fatta da pilu de gaddu, de sacoa, de gaddu maschero. Ah, maschero. Che quando vai a pipì su gaddu maschero non si infonde sacoa. Invece la femmina si infonde quando vai a pipì. Certo, giusto? Certo. E quindi non fi gai resistente. Certo. E dunque in noi mesubo fai... No, ecco, e fai uno di purullante, su e Fausto giù, è vero? Me lo fai via poi, o se no, me lo fai vedere quello di Fausto. Sempre così. Ah, c'è sta intro, c'è. Certo, ti spiego il perché dentro. Ah, bene. Sì. È qua. Dove vieni, poi dobbiamo venire con le camere. Rispetto a questo. Certo, è un suono differente. In questa batteria adesso scomplesso si narra rullante. Sì, è rullante. Ti fai questo rumore un po' particolare. Certo. Cadeni su verrasuta. Sì. Tanto che l'abbiamo sposto a chi rientro come noi, sì. Che l'abbiamo sposto a chi rientro, a chi spuite. Casa gente su che sette, spesso e volentieri. Su che sette dei capitanni. Dei capitanni, sempre. Su di chi in Santa Maria. La festa dura dei cedisi, dei susette. Dai susette su che sette dei capitanni. Su che sette però, taponato, chi sa santa, a saldual dopo stato, bessi in tutto Saida, a bere in ons di domo. Sa gente che si può vedere, chi è sana, che si può affacciare e si dà fuori. Finza che faccio io di suino, un don di domo. E sa gente è malaita, si scorre che non può investire. Sa santa che entra da domissoro e fa che ne basare. Entra con un tumbarino setto? No, senza tumbarino. Entra una portantina, non dico così, è una portantina abbastanza voluminosa, sai, Santa Maria. E bene, con questo sportantino entra a salta gente che è malaita. Dunque, potevo andare che ognuno in Orticale deve partecipare direttamente a questa festa di Santa Maria. Sì. Non c'è pure se uno sta male, entra in domo. Questa festa è più sentita che di Nimmo, sicuramente. La popolazione sa più devota. Invece su Sant'Amparadoro de Orticali che li esti? Este sa Nostra Signora Sos'Angelos. Messo sangue. Nostra Signora Sos'Angelos, su Tol di Augusto. Sant'Amparadora Sì. E quando si fa questa festa? Su Tol di Augusto. Di Augusto. E invece questa è la festa dei capitanni. E dunque, io contavo un paio di cose adesso festa ed su Dumbarino e Totto e poi questo che hanno si sono arrivati. Mi piace in me questa cosa che ci conti giovanetti su dei 12-13 anni che seguono questa tradizione, spero che quando Santa Manniai mancasi di tornare a sapere fra 10 anni una cosa così e mancai e vieso che adesso diventa maestro come tu che realizza questo tumbarino su de Orticale. E poi serrai questo attopio, ci salutiamo i spettatori della radio televisione sarda. Devo ma voglio serrare, ti domando, poi ti ho detto prima e tutto, con Salvatori, Francesco, Cristiano e Fausto, giusto? Francesco, Cristiano e Fausto, ad fai sonai, ci intendeu, intendi in domo e tutto, quali esti sul ritmo che accompagna questa professione. Se mi vuoi permettere di suonare la finale di Sudeghe 7 di Santa Maria. Certo. Commenti no. Dopo che sa Santa ha fatto dotto Saida, taponato domo po domo, sa Santa andano a domo su operaggio, su è l'anno passato, su che è attuale e su che la fa che toccano Ghenidi. Bene. Che su che la fa che toccano Ghenidi è il monito, viene nominato, su dia 18, che su dia San Maria, in tutta la Sardegna. Certo. Viene nominato e quindi hanno e fa in questo rinvito. A poi
a posti di questi tesinari, sa santa che era rientrata a sa Musua, che sa Musua è la chiesa di Santa Ruga. Di Santa? Ruga. Ah, di Santa Ruga. Di Santa Ruga. In cui... Allora c'è la confraria e tutto. Sempre in una bella confraria di Santa Ruga. In cui è il vero che danno bada 150 fusiles. Ah, 200 fusiles. Ah. Capite bisogno? Cosa sono invitato l'anno passato? Sono invitato solo a Cannu e solo a Cannu Genidi. E quindi sono tutto questo schento che tu manda così. Uno macchimine e tutto. È una guerra. Giustamente... Manco male che non ci punti balla, no, ecco, io non dico questo. Giustamente le scartine sono tutte a salve. Tutto a salve, certo. Dunque, no, bella questa cosa. Forse è un momento più emozionante della festa espulso. Ma non che sparano, che intanto sa santa quando arriva da Santa Musua fa che dei tre singhirios a questa chiesa, corrinde con tutto lo sportantino. Tre singhirios che sono anti-orarios a sa calata, a sa rientrata, invece a sa picata che non decide è in senso orario. In senso orario. Bene. Dunque, si diceva poco su questa bella aggrosità, tipo conosci meglio su un barino de Orticale, devo grazie a Petro Caggiari che mi ha donato questa opportunità, tipo conosci grazie meglio a voi, sì. questa artica due tenisi, del maestro, fra di due e tutto, ma no, sì. E suburo. Del manco però, Il suburo però si pone a fare questo bello traballo. E dunque salutiamo, grazie di adesso, salutiamo i spettatori nostri, però non cambia canale subito, voi stai in moi e usa intendi, strepi ciocchetti, che fonti scienti, che fonti vengono su noi in questo locale, no, del suo comune, dunque torrao grazie al suo comune che si ospita da questo locale, non si fanno bella cosa, c'è su coro polifonico e tutto, che prova, in noi e tanta altra attività che vadesi in noi in questo locali comunali. E dunque si serrà usaici. Francesco, Cristiano e Fausto, ha regolato tutte le strese, acciappai su un barino e fateo questa bella sonatedda, voi intendete su sono, e noi salutiamo a tutti e a Sibiti con saluti e a questa puntata benidora. Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della Regione Sarda, imprentas 2021-2022, le regionali 22-2018, articolo 22.